Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera parla della vita, presente, passato, futuro e anche possibili interpretazioni. Ecco, ci dà qualche spunto, come vedremo dopo, su appunto come andrebbe, secondo questa storia, un attimino vissuto il presente in questo caso. La leggiamo subito, il titolo è Una parabola. In un sutra, Buddha raccontò una parabola. Un uomo che camminava per un campo si imbatté in una tigre. Si mise a correre, tallonato dalla tigre. Giunto a un precipizio, si afferrò alla radice di una vite selvatica e si lasciò penzolare oltre l'orlo. La tigre lo fiutava dall'alto. Tremando l'uomo guardò giù, dove in fondo, all'abisso, un'altra tigre lo aspettava, per divorarlo. Soltanto la vite lo reggeva. Due topolini, uno bianco ed uno nero, cominciarono a rosicchiare pian piano la vite. L'uomo scorse accanto a sé una bellissima e splendida fragola. Afferrandosi alla vite con una sola mano, con l'altra spiccò la fragola. Com'era dolce. L'analisi è molto complessa, la vediamo un attimo assieme. Le due tigri di fatto rappresentano quella che è la vita temporale. La tigre che ha inseguito il nostro uomo è il passato, la tigre che lo aspetta con ansia in fondo al burrone è il futuro, nel mezzo c'è il presente dove c'è la coscienza dell'uomo che è rappresentata dall'uomo e dalla vita. La vita è rappresentata da una pianta selvatica di vite. Ecco, questa pianta è sospesa tra quello che è il futuro prossimo e ben radicata in quello che è un passato di poco fa. Ecco, la cosa che è da tenere in considerazione sono i due topolini. I due topolini rappresentano gli eventi che incessanti agiscono nel presente. Ti capita una cosa, subito dopo un'altra ancora, tutte le cose, tra virgolette, da fare o che vi sono capitate che hanno inciso nella vostra vita e che delle volte vanno a intaccare la vostra vita. Tant'è che non a caso sono uno bianco e uno nero, no? L'idea di yin e di yang. Ecco, questi eventi attaccano appunto la pianta o comunque la sgranocchiano, segno di scorrere incessante del tempo e delle cose e degli avvenimenti, ma anche segno naturale, ineluttabile, mi viene da dire. Con questa idea c'è un principio che viene utilizzato in questa storia: godersi l'istante e l'attimo, perché di quell'attimo ce ne sarà sempre soltanto uno. Non ci sono possibilità di rivivere la stessa situazione più volte. È come nelle arti marziali: posso fare 50 volte la stessa tecnica o lo stesso kata, non sarà mai la stessa tecnica o lo stesso kata. Può essere lo stesso principio, ma la stessa, fatta nello stesso modo, portando il peso nello stesso modo, squilibrando il compagno nello stesso modo, no. Ogni esecuzione ha una sua nascita, ha una sua vita ed ha una sua conclusione, una sua morte. Questo è molto un pensiero orientale, c'è in tutte le situazioni o discipline questa idea per cui un movimento deve nascere, crescere ed evolversi, prendere vita e in un qualche modo terminare. Ecco, ci dà però un bello spunto questa storia di godere di quello che sta accadendo e di quello che capita negli istanti a disposizione. Non è proprio come diciamo il cogli l'attimo del Carpe Diem, anzi l'idea dovrebbe essere quella di godersi le gioie perché uniche, perché di fatto rappresentano possibilità che vi capiteranno una sola volta. Quindi questo è veramente una bella metafora, secondo me, e una bella parabola per quella che è la vita. Ovviamente, il fatto che ci sia anche il passato che guarda dall'alto e il futuro che ti aspetta da sotto, anche quella è una bella prospettiva. Proprio come due tigri, qualcosa che un po' viene verso di te e tu devi anche stare attento a dove vai. Mi piaceva questo dualismo appunto sia del topino bianco e nero sia delle tigri una sopra e una sotto.
Detto questo, io la chiudo qui questa sera, vi lascio qualche spazio di riflessione in più. Se volete metterlo nei commenti, condividete pure le vostre interpretazioni della storia, oppure come fate ogni sera, scrivetemi pure sul cellulare. Un saluto e un abbraccio, ciao a tutti.